Seconda corsa dall'Arcoveggio, sono cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio in 13 al via, 1 Easter Cav, 2 Evita, Deiry 3, Edin dei Daltri 4, Elgin Baylor 5, Eragon Vez 6, Earthquake, seconda linea 7, Elodie WF 8, El Pierre Very Nice 9, Elvis Contreras 10 Esprit RL, 11 Energia di Mare, 12 Ernestina Ralle, in terza fila 13 Extra Yankee. Pronostico che vede Eragon Vez favorito, numero 5 Francesco Facci, macchina che accelera e stacca. In partenza Eragon Vez veloce, mentre sbaglia Earthquake. Numero 6 Evita Earthquake dei si squalificato. oppone inizialmente a Eragon, che poi passa, quindi il favorito al comando dopo 150 metri. Mentre al suo esterno avanza subito il Pierre Very Nice, 200 iniziali in 15,5, e c'è la terza ruota da parte di Edin dei Daltri, che poi sbotta di galoppo. Numero 3 400 Edin dei iniziali Daltri squalificato. che se ne vanno in 31. Rimane all'esterno comunque il Pierre Very Nice, perché si era sotto Evita dei Ri, precedendo Easter Cav, che poi muove al largo. Viene invece in terza ruota Elodie WF, che però ci rimane anche, non riesce a pervenire sui primi. Prova ora la progressione al passaggio e risale gradualmente, superando anche il Pierre Very Nice per portarsi a ridosso di Eragon Vez. Intanto 1-4-1 il passaggio agli 800 e i primi due Numero si staccano. 8 è il Pierre Very Nice squalificato. Ha sbagliato anche il Pierre Very Nice e si mantiene in vantaggio Eragon Vez nei confronti di Elodie WF, chilometro in 1:19,3. Prova ad avanzare anche Easter Cav, siamo a 500 dalla conclusione, con Elodie che insiste all'esterno di Eragon Vez, mentre Easter Cav si porta in terza posizione lungo la corda. Dalle retrovie cerca di avanzare anche Elvis Contreras, intanto ultima curva, a metà della quale insiste Elodie WF. In vantaggio però è sempre Eragon Vez, lungo la corda va Easter Cav, completamento della curva, ingresso addirittura d'arrivo con Numero 10 Eragon Vez che cerca di ripartire. squalificato. E nel finale Eragon Vez controlla la situazione e viene a vincere, mentre per il secondo sul palo è probabilmente Elvis Contreras, che ha ragione di Elodie WF. 1:18,2, 37 a chiudere dopo un 37 di là. E la vittoria per il favorito Eragon Vez, Francesco Facci in sediolo, percorso di testa vincente per l'allievo di Carlo Belladonna dell'azienda agricola L'Albara. Andiamo a rivedere le fasi finali. Sì, il numero 9 di Elvis Contreras pizzica sul palo, Elodie WF. È suonata però la sirena, quindi aspettiamo. Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa.